Confcooperative Padova nasce quando ancora non c'era la Repubblica. Alla fine della guerra, nel 45, nel novembre del 45, un'Italia distrutta non solo nelle macerie delle devastazioni, ma soprattutto nella divisione, nella guerra civile. La Confcooperative qui a Padova ha saputo essere collante, essere ricostruzione, essere sviluppo, ha saputo un po' in tutti i settori tipici, partendo dalle casse rurali, dalle cooperative agricole, dalle cooperative che hanno realizzato case per chi ne aveva bisogno, e poi da ultima con la cooperazione sociale che dagli anni '80 in poi ha innervato sicuramente le comunità, ha costituito un pezzo importante e fondamentale del welfare di questa comunità. Per cui è giusto festeggiare con un orgoglio per tanti risultati condivisi. Qual è il messaggio sostanziale che noi oggi vogliamo lanciare? Un messaggio di speranza e di futuro possibile. È un tempo di grande incertezza, siamo di fronte a delle transizioni epocali, strutturali, irreversibili, quindi è tempo di cambiare passo. Noi lo facciamo da 80 anni, oggi siamo qui per dire che vogliamo continuarlo a farlo, non ci sottrarremo ai nostri impegni, quindi accompagnamento e sostegno alle nostre cooperative, per dotarle di strumenti, per dotarli di una dirigenza in grado di affrontare le grandi sfide, di avere quella visione strategica per fare innovazione sociale. Siamo di fronte a un'opportunità importantissima. Piano d'azione dell'economia sociale è stato definito come uno dei 14 pilastri, come leva strategica per accompagnare e ripensare lo sviluppo economico in un'ottica di sviluppo equilibrato che contrasta le disuguaglianze e che lavora per la coesione sociale.